Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 13 del campionato di Serie C1, girone A, che vede scendere in campo 89ers e Palermo Futsal Club. Ai rosanero, Lopez, scelto lui ora al posto sia di Corsino che di Lorenzo Chinnici, che era invece assente nel match scorso contro l'Otro San Vincenzo. Intanto Lapi si continua, Strongoli Lapi! Tutto troppo facile, 1-0 per gli 89ers, a segno il capitano Palermo, che ha iniziato malissimo. Giù nel tentativo di effettuare questa scivolata, va Lopez forte in mezzo, Morrione, poi la Fiura appoggia su Gianne, vuole il mancino che viene allontanato il pallone da Megna. Una grande annata, ma mi verrebbe da dire non è la prima. Lapi sotto l'incrocio, la mette perfettamente lì, che palla di Megna. 2-0. Recupero palla su Gianne, va sul mancino, Morrione respinge subito l'ex Athletic, poi su Gianne sbraccia un po' troppo contro Megna. Poi la Fiura va sul destro, cerca la porta, Morrione fa una gran parata. Ottimo qui l'anticipo da parte di Giammona, San Martino lo ipnotizza. Nicchia per Lowati, va avanti Lowati, apparecchia per la conclusione vincente da parte di Gianluca Corsino, che calcia con il destro, non è il suo piede, ma da lì non può mai sbagliare e fa 2-1. Corsino di prima, Chinnici esce benissimo dalla pressione il Palermo, Corsino va sul mancino, se la porta lì, Morrione mette il piedone, sì, è stato molto bravo. Morrione, schema perfetto per Mariolo, che viene chiuso da San Martino nell'asse, però tanto nicchia sul secondo palo, era giusta la palla verso Corsino. Vassallo verso Muratore, lascia scorrere la palla verso Strongoli, che non sbaglia contro San Martino e fa 3-1, va bucato di Chiara. La sprinta di Chiara, è un 2 contro 1, 3 contro 1, Chinnici, e sbaglia clamorosamente contro Morrione. Lo fa vedere, avanza Muratore, che spara fortissimo sul palo lontano, fa 4-1. Giocano anche forse un po' col cronometro. Giammona, Muratore ha fatto pure questa, se la sono costruiti benissimo, 5-1. La tocca, la sporca, poi la Fiora cerca la porta, tanta forza, gioca una direzione. I momenti conclusivi di questa partita, i titoli di coda, 2, un secondo e poi va bene così, perché finisce la partita, vincono gli 89ers con il risultato di 5-1 contro il Palermo Futsal Club.